Se noi annullassimo oggi il carnevale, il messaggio che uscirebbe nel mondo è che Venezia è una città insicura, che Venezia è una città chiusa e quindi faremo molta fatica a ripartire ad aprile con la Biennale. Bocciata su tutti i fronti da Cafarsetti l'idea di spostare per la prossima estate il Carnevale di Venezia per evitare l'ulteriore correre e dilagare del virus con le sue varianti. Proposta avanzata in queste ore da un medico, Stefano Rigo, referente territoriale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. In realtà nulla di nuovo, visto che l'idea era già stata proposta in epoca pre-Covid nel 2010 dal compianto Bruno Tosi, già inventore del concorso delle Marie e prima tra gli organizzatori storici del Carnevale veneziano, da sempre evento fiore all'occhiello della Serenissima. Il carnevale, che per noi è un momento molto importante. Mascherine ed eventi non erano stati cancellati nemmeno l'anno scorso, nel 2021, con il comune che aveva optato per l'intrattenimento via streaming. L'anno precedente ancora, l'edizione 2020, era stata bruscamente interrotta in corsa, visto l'allarme sanitario in atto. Quest'anno le cose andranno diversamente e nel pieno rispetto delle regole, assicura Venturini. Quello che però vogliamo organizzare è la narrazione di una città che questo carnevale in qualche modo lo farà con le disposizioni del caso, con gli strumenti del caso, ben sapendo che il Comune di Venezia da sempre è un comune molto attento alle procedure anticontagio, tant'è che Venezia per fortuna ha sempre navigato sotto la media nazionale in termini di contagi e questo è appunto anche un motivo di garanzia.